Per la terza batteria stanno per scendere in acqua Edoardo Zauli in corsia 1, Niccolò Tocco in 2, Federico Mazzeo in 3, Alessio Sartoretto in 4, Davide Pontaroli in 5, Jacopo Oro in 6, Riccardo Visentini in 7, Jacopo Niccolò Formentil in 8. Intanto in gara con questa batteria numero 2, quindi prima delle 3 teste di serie, essendo 4 previste, ritroviamo a centro vasca per l'Hydros Massimo Chiarioni dopo i 50 stile libero nuotati in apertura. Abbiamo detto lui specialista dello stile libero veloce, 50, 100 e anche 200 metri, ha vinto medaglie in tutte e 3 le distanze, sommando Criteria di Riccione, categoria di Roma. In particolare in questa prova dei 200 stile libero è stato terzo al foro italico nella serie riservata ai 14enni la scorsa estate, nel mese di agosto. Siamo alla virata dei 100 metri, quindi in metà gara è proprio Chiarioni a condurre su Enrico Del Pivo in corsia 3 alla seconda posizione. Intanto si tratta, chiedo scusa, dei 150, la virata appena effettuata, quindi ormai battute conclusive per porre fine anche a questa batteria e mettere come sempre un primo riferimento cronometrico. Quindi Chiarioni alla 4, Del Pivo alla 3, Rossetto in corsia 5. 1.59.41 Massimo Chiarioni su Enrico Del Pivo, 2.00.14, Riccardo Rossetto 2.00.39.